Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Collalto Sabino in provincia di Rieti, 980 metri sul livello del mare, anche se qui all'ingresso del castello baronale ci troviamo a più di 1000 metri, 460 abitanti, 70 chilometri da Roma. Collalto Sabino è soprannominato anche il nido d'Aquila. Le sue origini risalgono al X secolo e come sempre vi porteremo nell'anima del paese raccontato dai suoi protagonisti. Collalto Sabino è stato definito un nido d'aquila ed in effetti questa definizione ben si addice alla sua naturale posizione geografica. Sorge sull'omonimo colle e sovrasta l'intera piana del Cavaliere. Ci troviamo in provincia di Rieti, nell'immediato confine con gli Abruzzi, questo confine che poi storicamente era la linea di demarcazione tra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio. Lo testimoniano la presenza di alcuni cippi marmorei disseminati lungo i confini che ancora riportano i segni identificativi di quella storia. Il nostro territorio comunale è inserito nella riserva naturale regionale Monte Navegna e Monte Cervia. Il nostro borgo è completamente circondato da boschi di castagni e di querce. La storia del nostro borgo risale a circa al Novecento, quando le popolazioni circostanti si rifugiarono sul Colle Alto, appunto, alla ricerca di sicurezza di fronte alle invasioni saracene che in quel periodo compivano parecchie scorribande nella vallata. Collalto nacque appunto per effetto dell'incastellamento da parte di queste popolazioni. Immediatamente dopo nacquero i primi segnali di rafforzamento di questa piccola comunità e quindi fu naturale che venne costruito per opera dei Conti dei Marsi un primo nucleo del castello man mano sempre più rafforzato e troviamo infatti adesso possiamo godere le bellezze del nostro castello che sovrasta il borgo di Collalto. Ancora possiamo notare i cerchi concentrici delle mura baronali, 3 cerchi di mura che racchiudono per intero il borgo, anche se poi il centro urbano si è allargato verso l'esterno. Percorrere le strade interne del borgo vuol dire fare un grosso passo indietro nel tempo. Possiamo godere, attraversare quelle stradine che attraversavano i nostri antenati nel 1200, nel 1300. Troviamo le stesse stradine in selciato, troviamo le stesse case con le pietre come intonaco, troviamo le stesse cose che praticamente si trovavano qualche secolo fa.
Lo stemma di Collalto raffigura un cervo che sovrasta 3 colli. Sullo sfondo possiamo notare i colori bianco e rosso che richiamano la bandiera polacca, e c'è un significato storico per questo motivo, in quanto uno degli antichi proprietari del castello, il barone Korwin Prędowski, era solito venire a Collalto ed innalzare il suo vessillo bianco-rosso sulla sommità del castello. Possiamo notare anche 3 piccole api che hanno un significato storico ben preciso, in quanto le api richiamano lo stemma dei Barberini, una delle famiglie, dal 1641, proprietari del nostro castello. In inverno a Collalto Sabino si raggiungono delle temperature molto rigide. In questo momento ci troviamo nella piazza di ingresso al paese, ma ci spostiamo alla volta della parrocchia dedicata al santo patrono San Gregorio Magno per incontrare il giovane parroco proveniente dall'Honduras. La parrocchia di Collalto Sabino ha come patrono San Gregorio Magno. Ha una grande importanza religiosa questa festa, perché essendo il patrono la gente ritiene che sia importante festeggiarle. Nonostante questo, la fede del paese di Collalto Sabino gira intorno anche ad altri santi, ad esempio Santa Lucia. Santa Lucia, che la chiesa intestata a Santa Lucia sta praticamente dentro il territorio del cimitero. È una chiesa, forse una delle prime chiese del paese di Collalto Sabino, perché è praticamente intorno a quella chiesa dove esistevano già, cominciavano a costruire le prime case la popolazione di Collalto Sabino. Per cui è importante vedere questa chiesa, perché ci stanno anche degli affreschi che fanno riferimento a un'epoca molto importante nell'arte religioso della chiesa. La fede del paese gira anche intorno ad altri santi, ad esempio Sant'Antonio di Padova, la festa del 13 giugno, una festa molto sentita qui nel paese di Collalto Sabino. Si fa la processione normalmente come si fa in altri paesi, e si festeggia Sant'Antonio, si fa la preghiera del rosario, la novena e così via. La fede del paese gira anche intorno ad altri santi, ad esempio San Giovanni. San Giovanni c'è una cappella vicino qui a Collalto, più o meno a 30 minuti a piedi praticamente sul monte, e lì si celebra anche la messa a giugno, organizzato con la Proloco, si fa questa celebrazione in onore di San Giovanni. La cosa importante è valutare quello che abbiamo oggi e cercare di tirare su anche questa fede che rimane. Collalto Sabino è una popolazione già adulta, diciamo, si trovano pochi bambini. Alla celebrazione della messa io, ad esempio, vedo pochi bambini, vedo pochi giovani, più che altro sono persone anziane che frequentano la Santa Eucaristia, ed è per questo che diciamo, è un sentire anche di tutti questi paesini che stanno d'intorno, perché lo spopolamento, perché la gente se ne va in ricerca di lavoro, in ricerca di studio, quindi la gente che rimane è quel poco che abbiamo.
Nonostante questo ce la mettiamo tutta per mantenere la fede, per tirare avanti una pastorale del recupero e organizziamo la catechesi per la prima comunione, per la cresima e tante altre attività che vanno a coinvolgere, diciamo, la fede e le tradizioni del paese. Dentro della vita della chiesa di Colalto Sabino, della parrocchia come tale, c'è un convento delle suore missionarie. Il convento delle suore ha anche una chiesa che si apre, diciamo, al pubblico la domenica. È una chiesa, una cappellina, diciamo, molto bella, molto accogliente, perché dedicata alla Madonna le suore curano anche un po' l'addobbo della chiesa. E molta gente frequenta l'Eucaristia o frequenta le attività religiose che si svolgono all'interno della cappella di Santa Maria, anche per il ruolo che loro fanno, diciamo, in questo paese, che portano avanti la catechesi e la formazione dei bambini, della prima comunione e della confermazione.